as férias colegiais visitar a minha casa. Cunhada, você acaba me matando, cada vez mais transformando o meu coração em brasa. Cunhada, sua irmã, minha amada, pediu nessa madrugada que eu fosse lhe cobrir. Seu corpo quase despido encontrei, com tanta tensão fiquei, quase que não resisti. Não venha com seu vestido vermelho, bem pra cima do joelho, em minha frente sentar. Cunhada, tenho medo que eu esqueça, posso perder a cabeça e uma hora eu te agarrar. Cunhada, eu ouço você ao lado, se mexer no acolchoado, quando seu sono não vem. Cunhada, eu estou no outro quarto, com a alma em sobressalto, a noite inteira também. De canalha, eu sei que vão nos chamar, somente por eu amar a irmã de minha mulher. De tudo meu coração é culpado, amando sem ser amado, querendo a quem não me quer. Não venha com seu vestido vermelho, bem pra cima do joelho, em minha frente sentar. Cunhada, tenho medo que eu esqueça, posso perder a cabeça e uma hora eu te agarrar. Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado. Neste mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada. Por isso todos me chamam garanhão da madrugada. Eu sou seu homem, eu sou seu cacho, sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho machucado de paixão e solidão. Eu estou desconfiado que existe outro alguém, mas um pobre apaixonado não divide o que tem. Eu sou mesmo egoísta e não lhe trago por nada. Você já conhece bem o garanhão da madrugada. Eu sou teu homem, eu sou teu cacho, sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho machucado de paixão e solidão. Deus o livre se um dia alguém tirá-la de mim. Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim. Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada.
não pode ficar sozinho. Garanhão da madrugada, eu sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana, sou teu macho machucado de paixão e solidão. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo,
Assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Ecco! Siamo di arrivare, grazie a Dio, con un altro filò italiano, il nostro martedì sera alle 7:30. Marco Marsaro il megadita in cui continuiamo con le 7:30 o tacchiamo le 8. Allora avanti che savi, se volete che scomissiamo le 8, potete scrivere là, va alle mail che scomissiamo le 8. Se tacchiamo le 8 dobbiamo finire 10. 7:30 dobbiamo finire 9:30, Cosita, per altri tanto l'è. Non anche desde le 5 da mattina che siamo su pronti per spettacolo, per prontare il filò, Maraviglia, spettacolo, cosita sì. Mi mettiamo Edgar Locatelli Marostica. Noi siamo qua in cantina da nostra casa, ci sentiamo tanto bene qua perché qua abbiamo da mangiare e da bere. Quando che te sia a casa tua, meglio posto non che sei, mi è vero? Per Pippo Areta che sia, non che sei in altro posto. Meglio che in casa tua, Ecco, Serafina Correa, Serra Gauscia, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, ma che barbarità. Così sì, il nostro italiano, la nostra vera e madre lingua italiana, quella che abbiamo ereditata dei nostri nonni, dei nostri avi, dei vecchiotti, dei migranti che abbiamo tolta su in dota e che abbiamo imparata desde quando abbiamo fatto la prima piandesta, quando siamo nascesti che abbiamo piandesto in italiano. Può star sicuro che noi che abbiamo 45-50 anni in su, la prima piandesta che siamo nascesti è stata in italiano, perché c'era cosita che si parlava. Il mezzo di comunicazione era l'italiano. E c'era la mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti che portato quando si venissero d'Italia, ancora del bastimento. Tra vicini, tra amici, tra amorosi, tra uomo e donna, di una regione e l'altra, ancora l'italiano è lingua riconosciuta Palifan, Ministero della Cultura. Ecco, cosita. Allora si dice italiano. Non si può più dire dialetto. Qua nel Brasile non esiste dialetto italiano, dialetto veneto. Capito? Ecco. Abbiamo la grafia, abbiamo il lessico che è il dizionario. Siamo dovuti insegnare, siamo dovuti imparare. Abbiamo le associazioni che le è davanti, guarda, e che ne tanta gente che lavora per questo. Allora, i nostri complimenti a tutti quelli delle associazioni che lavorano i zebrai per mantenere il nostro italiano, sia nel parlarlo, sia nel ascoltarlo. Mi dico sempre che è la nostra maniera giusta da essere, da pensare, da parlare, da vivere. Noi altri italiani spagliafatusi, se mi liga le mani, siamo anche più buoni da parlare. Cosita, ecco. E cosa fa questa gente del filò? Allora, sonadori stasera che ne mesa a casa, guarda ti mesa a casa, ma è un menasso che mai, no? Ecco, mesa a casa, che sei Franceschetto, una bestioletta, vedi che bestioletta che sei, bravo che mai, e Francescon, allora quel guai Dio, no? Allora lei è un trio, un meglio che altro, no? E canta tanto bene, tanto in brasiliano come in italiano. Allora andiamo a animare contando storie, scherzando colori e cantando. Sei proprio disposti stasera, va bene? Cucagna scuola dell'italiano, plural italiano con vocali toniche e parosito nel colore Milo Reggian Pencal, chi viene a presentarle Trevisan, anche a cognomi Brusa Amarello. Come cosita? Cosa vuol dire Brusa Amarello? Valti che si de Brusa Amarello, che conosci Brusa Amarello, feliz saber che incontremo parlare e
Predebon. Cioè, ma Predebon, che cognome, vero? Ora, René, un struconasso là di San Paolo, drio assistirmi, che l'è Predebon. Cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo e se appassemo come tutti quanti i martedì sera, va bene? Ma non possiamo fare il nostro filò senza qui che poi c'è qualcosa che mi aiuta, che si conosci desde quando abbiamo scominciato il nostro filò. Guardate che in aprile femo 2 anni, e adesso che abbiamo approvato un progetto culturale per via della LIC, Lei di Incentivo a Cultura, per via dell'ICMS, quattro Stato di Rio Grande do Sul, ora siamo gran contenti che abbiamo anche diversi parceri con altri, ancora mi manca un pochi, ma qua è un paio di giorni che avremo captato tutti i soldi, allora dopo andremo in 12 municipi a presentarsi col nostro filo italiano. In nome di Adilnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, avere delle finestre per arrivare a casa vostra, sia il telefonino, sia il computer, o sia anche la televisione, che loro siamo grandi e bei, abbiamo tutto. Ecco, che abbiamo la Migi Plus, che è razon per tutte quante le bestie sane e belle. Cioè, che abbiamo detto qua che se voleva ingordare un vedel, isedrio mandarmi non so quanti container di razon. Sì. Flauri Migliavacca adesso è socio anche lui del Vedel, e va a dare un 2000 kg che il Vedel di mano dopo, con tutta la son che mi manda. Gavemo botta super leve Baspan, il meglio stivale che capestain del Brasil, un dei 10.000 items di prodotti che a basso pancotto distribui per agropecuarie di tutto quanto il nostro Brasil. Polivalente, un supermercato che tem un conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa, sì, e qua Serafina Correa avevamo il mercato Vittoria. Mi sono dato tori bifoni grandi così, che era una vacca grande, i bifoni sono così, non so come far starghe in tel disco stasera. E l'ago visto in tel mercato, guarda lì, Matte Vida, che l'aghe se in tel mercato Vittoria, Matte Vida. Ecco, una famiglia che produce una grande quantità di cimarrón, ossia erba mate, proprio così, tanto che chiamiamo erba mate. Allora mandare un saluto a questa gente qua, che è di Putinga, dopo parleremo meglio. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, e anche che c'è qua la Oremus, che è una spumante per celebrar. Sì, celebrar, per commemorar, per ridere, per passarsela, per desmentegarsi della vita, passare momenti agradabilissimi, perché che occorre, la nostra anima, il nostro cuore, che occorre anche a questo. Non è solo lavorare, allora i momenti buoni che oremos. E qui amici, col churrasco, la caipirinha della vodka Rasca, che è un prodotto da Fante, di Flores da Cunha. Abbiamo anche a rete di Postos Buffon, abastecci qua. Quattro rete di Postos Buffon, sì, dammi questo piacere, questo gusto, che ha di più di 90 posti di combustibile, è di Serafina Correa, è di cognome Buffon, ecco, che ne 3 posti qua a Serafina Correa, mentre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, di più di 90 posti di combustibile, ecco, che abbiamo la Pian Alimento, la Son Parcanga, atti e pesi, con altissima qualità e alta conversione. Guarda, l'usa che lavora là mi ha dato tutti questi sacchetti pieni di rason per can e gatti, i cagnetti, i gatti, che se priorità a casa, se che vuol tanto bene a queste bestiolette, se ha tanta passione per un gattin o per un cagnetto, che vuol dargli da mangiare con qualità, allora priorità, Mickey Dog, Mickey Cat e altre varietà di rason della Pian Alimentos, qua di Paraí. Modelo Penei, de Bento Gonçalves, struconazza famiglia Cecon. Abbiamo anche Vinícola Vani Sul de Flores da Cunha, pensate un vineto, e anche Rede de Lojas Paludo, ecco, diverse loje, un struconasso a Camilo, tutta quanta a sua famiglia, o liquida verão Paludo começou, é verdade, com descontos progressivos, quanto mais peças levar, mais desconto você ganha, uma peça 10% de desconto, 3 peças ou mais 20%, itens selecionados com até 50% de desconto, e mais, em até 10 vezes. Seja você também cliente das lojas Paludo, rasteiras femininas Santinelli e Beira Rio por R$ 39,99, camisetas Riff masculinas por apenas R$ 59,99, t-shirt
il regato Olímpicos feminina por 69,99. Vem logo aproveitar o Liquida Verão da Paludo, sua moda, seu estilo. Un struconasso a tutta quanta questa gente qua. Ma adesso siamo dentro. Oh, Trevisan, siete ancora lì? E allora vieni dentro, vieni dai che buonasera alla nostra gente. Buonasera, Oh, buonasera. come Ormai va? da settimana. Va bene, Dopo ecco. 2 anni che non Sì, saremo più sì, in mano. sedemo in mano Stasera adesso, prima volta allora. Buonasera. Buonasera. Questa pandemia non ci ha parlato Ecco. 50 volte ormai. È una mi peada, anche, una, 25. una peada così che si attolpa a Deo, porco Dio. se ciave. Ormai è finita. È finita, con altri... Finimo Nanti. Sì, e che venga qua per vedere. Mancoi con me a Marco casa Marsaro con è lì? Francesco, ho avuto che avere paura di Ah che. sì, che la gente lì è fortoni. Marco no? lo ha di scrivere, si tagua un pochettino il viene. Quando scianta lì. Sì, sì, lui viene. Ho Buonasera avuto che Josiel! Buonasera, il nostro tecnico. Lui Chi è che lo sua- va a scompartire là? Aspetta, Josiel e la sua equipe. la sua equipe. La sua equipe di Josiel. Quei che se casa, che noi sa, ma che tanti lavoratori, camere de tender, mese de son, computatori, quanti che ne lo? 1, 2, 4. Ma a camera del numero 8 Alle de Brutin. del Brutin disligata. È smorzata quella è questa smorzata, sera. Brutin. Brutin. Marti che viene. Ah sì? Sì. Allora, Marti che viene. e allora? Cosa mi contito? Ah, vai, pianetto, ne? Andato bene settimana, Sì, pulito, andato sì, sempre tu sa te avanti, va bene, ben, e sempre la con donna salute. anche, Tutto pulito. tutto E maraviglia. Qua ben. no altri meglio impossibile, sì. Lavoremo, meglio. se attiremo, mangiamo, bevemo, giochiamo football ancora. Sono da giocare Lavoremo ancora. di e notte, a colpi, levemo su e 5, a colpi e 9. Deo che Deo. Nessuno mi comanda, famo quel che volemo un altro. Mi sono da Vanini a giocare bola, mi ha visto Brutin. Giocare che? Giocare bola? Sono da Vanini. Ma ascolta bene, tocca Sabato. fare un football no altri qua contro quei di Vanini. Potremmo fare. Ecco, va bene, femolo. Allora combinai. Combinai. Brutin. Parecchia là, Ascolta, Valti che si casa, che è una domanda lì. Gavio mai ancora fiori de suche in dorade? Rosti. Rosti, Sì. Oddio, ne? Sì. Tanta gente non sa neanche cosa che vuol dire. Ma è succare una volta alle fea le catene lunghe e cada foglia un fiore. Un fiore. Cada foglia un fiore. fiore. Allora siete che a sei tutte le sucche non veniva proprio tanto grande. Allora le nonne le catea sui fiori, le indorava su per gli ovi, E farina. passava te gli ovi dopo ta farina, o che? Farina, sì, Sì, vero? Farina sì. bianca, Ecco, farina bianca. da formento, e dopo rostia ta padella. Migo mai mangiato. Mai mangià. E ti? Bel che mangià. Bel che Oh, fa. va. Claro. Ma va. Ma, guardati se no. Allora- Potremmo fare un'ora di queste. Dopo finito la live devo piantare su care. Mica deve- Beh, aspetta là, com'è che lì, intacca che il microfono. Vai là, ta com'è camera, che, là. com'è che è? Quei fiori che fa succhetta e viene fuori con la succhetta e quell'altro fa una varetta lunga e fa il fiore solo insieme, lo ti dice solo quei per cucinare, quelli della succhetta cucina mia. Vito? Ah, che tu visto, mi sapeva, ma voleva solo Franceschetto vedere também è cultura. cultura, spettacolo, ah. Succhette, solo fiori di zucchero, che usi. Dopo vengo là, parliamo di chi affari lì. Ascolta, mico, bisogna che scommissiamo in alto. Vai. Aspetta che te levanto allora. No, pian. Mandiamo un saluto a famiglia Cecon, Opa. là di Bento. Bento Gonçalves. Il cuore penei per Mi gli tocca altri. mettere su 2 pennei. Ah, ecco, allora chiama Cecon là. E allora qua si mette su penei, fa balanceamento, geometria, penei, qualche tipo di penei, fuori di strada, agricole, importai, nazionali, Firestone, Bridgestone, e qualche cosa che lo riguarda tutto. Là. Di tutto. Ecco. E anche a mandare un saluto a Bibiano Deito, Opa. suo papà, sua mamma, sua famiglia, quelli di Santa Polivalente. Rosa, poi sono andato del mercato Mercato Miqua, Vittoria. andato al mercato Vittoria, andato a eh. conferirsi che n'era Matte Vida. Ciao, Ah, oh, ia là, c'era là. Era lì. Adesso no, sempre se bevea cimarrão e non si poteva dire che erba che si bevea, perché non era nessuno che patrocinava. Ecco. Adesso le solo questa qua. ok, struconasso a te e tutta la tua famiglia. Matte Vida, guarda che bel nome. Ti vedi che cimarrão è vita. Non si può vivere no altri qua Le vera. gausci. Ma ascolta, dove che se lo ramate vida? De Putinga. Puttinga. Ecco, de Putinga. Ecco, va bene. Ma allora, ascolta.
che te conto. Una volta che n'era un cristiano, Valti, stia attenti, Valti, là, ascolti, che n'era un cristiano che lui, tutto quel che sapeva è snasea. Lui aveva sempre i dei, le mante, il naso, è un brutto vizio, no? Sì, è vero. Che ne gente, qualche cosetta. Cappa un bicchiere. Il bicchiere, No. snasa, avanti di provare tutto, snasea. Allora un cristiano che dice... Dio Ma snasare. Giampaolo, se tu dici snasare, cosa ti beve là? Perché te, è il naso, lui, anche le bestie, fa il naso e sente l'odore Sì, del distante. oddio, no? Sì, beh, fatica. Allora sto cristiano snasea tutto che ha detto, ma per cosa tanto tutto te snasi? Ma ho un vizio e veramente dico, è il mio naso, lui è quasi come canta un naso, come il naso di un cane. Sì, perché canta un naso. Un cambio, allora che ha detto come cosita? Ah, mi sento odore, mi va entrato a casa, sento odore delle cose, sento odore di tutto. Ma allora vuol dire che ti te conosci le cose. Oh, Tutto? tutto quel che ti te me dà per mi snaso e so dirti. So. Fammi un dugo mietina, cassa di birra per pensare una volta, no? Che era birra che non fosse un gradiato. Sì. E che diceva un gradiato Gradiato di di birra. birra. È vero? Un ingradiato, fammi un giugo, un ingradiato di birra, fammi un giugo. Allora c'hai che segare riunire diversi amici sabato dopo mezzodì, là, giughe e bocce, tintontan, andiamo a sfida, sfida. andiamo a sfidarci. Allora era una comunità così, i gas cominciati a fare cose dell'orto. Sì, fa vedere. Legni, dove chi spacchea legna che non era maniera, gli portava là pin, canela, persemolo, salvia, foglie di mariamola, tutto lui indovinava tutto e quel che ha fatto la sfida che ha detto siamo due perdere. Oddio, ma sbagliai anche una. Con gli occhi Sarai stropai. Era vendà. Vendai gli occhi. Non podia vedere, siamo di perdere, prendiamo una cassa di birra, andiamo gente giù. Allora pensa cosa che famo un attorno mesterla via. Buon maestro, un altro mesterla via, una seola, un altro aio, ma lui snasea, diceva cosa, cagerana, tutto quel che lui snasea. Il dovinea. Le crin, no le crin, alle crin. Tutto quel snasel diceva, era di perdere. Boh, ha detto, mi sono stufo qua, Deo, perso. No, un'altra sol. Boh, un'altra sol, già che ne era un cavallo. Era un cavallo legato. Un cavallo legato, sai che cavalli vecchi? Che come ne visto di sta tutto su, questo cavallo. Gentile che aveva un cavallo che si aveva al cimitero, se c'è mea. Ah, va? Ma era dei gentili, ora mi dico quel cavalli. Ah, cimitero, dopo ti conti la storia. E allora c'ha sto cavallo, vecchio ma bel gordo, c'ha. Allora sto cavallo che aveva il peitorale, il peitorale, quel che va davanti del petto, passa a non dare in drio, e il sottocoa, che se va del drio del cavallo, passa a andare avanti. Certo. Ecco, dopo arriva, il sottocoa il tiene. C'ha, allora che ne è una parte che va sotto della coa del cavallo. Passa un tocco di coro sotto la coda del cavallo. Lui ha fatto che tira do capessa là, al sotto qua, e va là e gli dà per snasare. E allora ciò che dà per snasare, ciò snasa che pensa, solo una scianta, pensa. Poteria snasare ancora? Sì, può snasare. E snasa, sondarente, che spusa qua, sondarente, vai. Poteria snasare ancora? No, c'ho il gas nasale che ha detto, guarda, go difficoltà, ma se me assedarghe una lecadina, se mi assedarghe una lecadina, mi garanto che so dire cosa che lei. Oh, guarda te, a te può leccar quanto che te vuoi, cioè, lecca, cioè, te sto coro là. Ah, il gadito, mi so cosa che lei. E lo che? Salame ransego. Salame ransego. Posso andare bando i suonatori? Vai. Loro corre mia a dire che stasera abbiamo la bifata, ecco, no? è ultimamente le sole bifate. E allora, Tusi, sono qua, Giampaolo Mesa a casa, Buonasera. Franceschetto, Francescon.
E anche a me. Come stio? Buonasera, vai! Buonasera, allora. Sì, Vai. guarda, mi sto sempre bene. Corre neanche a Bellezza. domandarmi. E ti? Meglio che il giri. Meglio di giri. Oh, ecco, e ti? Anche a me. Allora, firme. Firme. Te che beves niente. Ah, sono un po'. Solo acqua, allora vedomi che non te che bevesto niente. C'è qualcosa lì. Ecco. Contemi qualcosa, siamo disposti per suonare? Quando che te vuoi che scopi insieme, Brai, ma qui in casa che piace le storie, eh? ma bel che te arranca. No, può essere dopo. Allora, vadi si becca venirsi qua, si becca a presentare, ma è importante, perché che ne gente nuova, allora Giampaolo, presente, te manda un saluto al pupà, la mamma che cognome che te si per parte di mamma, i nonni che te pensi, che famiglie che te ecco, e presente te, Giampaolo, gaitero, sanfonero, vai là. Ma ormai te mi hai presentato. Quasi tutto, Bom, buonasera, nostro con il papà, mamma, me, sorella, me cugnate e amici che accompagnano altri, né? Ecco. Com'è che è il cognome da mamma? A mamma è Bedin. Bedin, e ne tanti Bedin qua, Serafino. Ecco. E il pupà, manda che un saluto. Pupà, struconasso me pupà, Ceio. Giuselio mesa casa. Le vegnesto qua una sera. Vegnesto, Sì, ecco. Dei nonni te penso di chi? Il mio nonno, per parte del pupà, era mesa casa. Sì, e la nonna, tipo da nonna, per parte del pupà, era Marafon. Marafon. E della mamma? A nonna della mamma? A nonna era Lora. De cognome Lora? Isso. Ma Lora, Vito. Lora. Il nonno Bedin. Nonno Bedin. Va bene. Il nonno Bedin. Giusto, va bene. Ecco. Ghetto amorosa per mandare un saluto? No, intanto Lora manda che... No, pian. E la mia l'amorosa, Lora manda che ha diverse. Quel che non ha un'amorosa, che ne ha tante. Sì o no? Ghinara quante? No, anche che abbiamo una, solo una, vero? Siamo maritati che abbiamo solo una. Allora, Franceschetto, saluta la gente là. Buonasera a tutti quanti, mi sono Gentil Franceschetto. Più gentil che Franceschetto. Medio, ormai siamo medi passai. Sono fiol del falecido Fermino Franceschetto, di Angela Boscardin Franceschetto. Me bisnona era Maria Vesaro. Vesaro. E il bisnonno era Santo Franceschetto. Opa. E a mia socia casa che mi guarda. Pian. Mi so che le donne separone, adesso che ne socie. Ela se le crede mia che mi veniva qua, ma sono finché dico mi sta qua, dopo mi te telefonare e Dio saire di qua perché chi va bene di viaggio che deve pulire. Una volta dopo, sì. demora di più di una ora. È perché ha dato il problema dei penei, nati una volta si andai a Flores da Cunha. Il planeggiamento era per arrivare a casa e 2, arrivai a 6. Ci ho fatto 2 penei. Adesso non chiediamo conto di allungare i penei per quelli che arriva a casa tardi. Me liga lì i penei che andiamo di andare torni. Le volte spacca qualche mola anche. Sì, anche, quebra mola. Demora per tornare. Sì, va bene. Il viaggio di tornare dico sempre a donna, ma vieni sto tardi, ma lei il mesmo viaggio per tornare in Dio, se te vai buon'ora anche tardi, te guardi la mesma gasolina. Sicuro. Te si lascia un bel tocco di più. E allora, altre donne, bisogna che fai così, grazie a Dio le tornare. Oh, Biscioveo! Buonasera. Buonasera, bene te? Ben. Se va bene intanto che si canta. Se canta, sì, cioè, cantar fa bene. Contami un pochettino. Questo qua è fratello di Dirseo. Francescon che è deputato staduale. Ecco. Un saluto a lui che sa che si deve guardarmi. Un abbraccio, mano. Ma sta mia smentegarti di SEO, di parlare italiano, sta mia smentegarti di noi che si vignesto. Vero. Proprio così. E allora mia madre invita Iris Bombonato. 86 anni, 87. Giovenetta ancora, sì. Sicuramente ti te vuole arrivarla anche a te. Gavaria voi, Gavaria fede, Strussi di cui si fa fatica a arrivare. Guarda te, se a nonna che sei arrivata là che ha mai strusia. Il mio padre, morto belche, Massimino Francesco.
avô paterno Silvestre Franciscão e Lúcia Scarião. Luisa Scarião. Ecco. E La mamma. Da mamma Vittorio Bomonato e Carolina Dal Bello. Dal Bello. Dal Bello. Visto quanti cognomi che se ganha rento te a famiglia, eh? Puri italiani. Sì, puri. Va bene. Famiglia, saluto. Saluto a tutti. Ecco. Allora sonemo. Siamo disposti? Proviamo. Femo una italiana adesso? Femo. Siamo meglio sciucri te No, italiane, ma non vuol dire. cantiamo mais o meno, Sciucri come siamo che- tutti, è vero? Qual è la tua idea di fare? America. Oppa! Vai! Della Italia noi siamo partiti. Siamo partiti coi nostri onori. 36 giorni di macchina e vapore. E l'America noi siamo arrivati. America, cosa sarà sta America? America, l'è un bel masolino de fior. America noi siamo arrivati, noi abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, cosa sarà la sta America? America, l'è un bel masolino de fior. L'America è lunga e è larga, è formata di monti e di piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo formato paesi e città. America, cosa sarà la sta America? America, l'è un bel masolino de fior. America, cosa sarà la sta America? America, l'è un bel masolino de fior. Qua, mi adesso che varia caro domandava fare.
una moda di viola, qualcosa così, da ben tornare in Rio là, chissà, qualche 20-30 anni. Anche di più. Ah sì, eh? Tipo che, Francescon? Velha porteira di Lorenzo Lorival. Velha porteira di Lorenzo e Lorival. Vadi che si casa che avevo sentito dire ancora? Sai lì, Gentile? Se voli, sai. Ah, vai! Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei. Crueza cruel me aguardava ao ver a fazenda como transformou. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. E os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. E eles não me conheceram e nem perceberam que os anos passaram e eu envelheci. E você, minha velha porteira, também não está como outrora deixei. Seus moirões pelos tempos ruídos, no solo caídos também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Porteira, na realidade, você é saudade dos tempos da infância que não volta mais. Eita là, bravissimi, violonetto, siamo visti piccenini qua per guardare, Maraviglia. La fisarmonica e il violonetto e la dupla sertaneja cantando lì. Stasera che viene fuori dei guai, no? Viene detto Roger? Sì, stasera dei guai, Ecco. Marco Marsaro è lì. Sì, vieni. Marco Marsaro. O Roger, parlami della Mighi Plus, che sei un patrocinador forte, che le epoche di caldo, di tanto caldo qua, Certo. le bestie bisogna che le gae acqua. Acqua. E te sai che adesso il vedel e il ga un socio.
Ah, sì. Fleury Fleury Miliavaca è socio sì. del Vedere. E Ora ben che adesso tiremo su. O Sì, recupereremo. O recupereremo. Adesso mette do carne, carne e bagna, gordura, che è buona. Carne gorda. Ecco. Ma allora raccontami. Então, fala in português. Português? Sì. Então, um momento Mighi Plus, l'ora qua Momento Mighi Plus. Um dei patrocinadores, qualquer patrocinador pode mandar o seu momento, não? Certo. Sì. Então, depois do oxigênio, a água é o elemento mais importante para a produção de leite. Opa! A sua importância, em termos de qualidade e quantidade, nunca deve ser subestimada. O leite tem em sua composição 87,5% de água. Cramente? Tanto. Portanto, o fornecimento de água limpa e segura é fundamental para maximizar a produção leiteira. Spettacolo, vero? Proprio vero. Le bestie anche che piace come non altri, no? Acqua Oddio, buona, fresca. O consumo de água pelo rebanho leiteiro varia de acordo com a idade, alimentação, período de gestão, produção de leite, clima e entre outros fatores. A estimativa de consumo de água por vaca dia, quanto? Vai de 80 até 190 litros. Veramente, beve tanta acqua, vero? 80-190 litri. Ma va che a colpi quando che te chiede da mangiare, mi vedo che viene dal mangiare, la panza la impinisce proprio quando beve acqua. Claro. Sì. E dopo, un'altra cosa, è il seguente. A água de qualidade em abundância é o ingrediente essencial em qualquer dieta de sucesso. Maravilha. Tanta acqua. Allora Valti che avevi produzione di bestie, anche i cagnetti, i gatti, qualche tipo di bestia. Sì, dopo che i caloroni qua massa caldo, né? Sì. L'importante è acqua buona. Ivan Sordi mi ha dato una cagna che è pastor maremano. Allora ella va là di acqua di che altra cagna e va entro. Si bagna, dopo va sotto a chiusa, va dentro a chiusa e ha tanto pelo, e ha l'acqua fresca. Allora mi sento scambiare l'acqua, ecco. Go là e scambio l'acqua, perché le bestie le come no altri, sì, no? Bisogna... Se lei partì per una bestia è partendela. Sì, acqua è il principale. Sì, acqua è da mangiare, bisogna dargli. Proprio. Ascolta, bisogna menzionare qua che il giorno 1 marzo e il giorno 8 di marzo non sarà Filota live. Andremo di vacanze, di ferie. Il giorno primo è il giorno del carnaval. Il carnaval. Allora non fermo mia la live neanche il giorno 8. Se fermiamo il giorno 22, credo che sia. Ecco, sì. Di febbraio, a ultima live. Dopo torniamo il giorno 15. Il prossimo le 15. 15 di marzo, abbiamo una fermata lì, ma dopo torniamo cari da Dio. Ecco, va bene? E anche se è importante menzionare, chiama Marco intanto. Marco viene dentro. Se è importante menzionare che abbiamo 12 live per un progetto culturale e allora andremo in 12 municipi a fare specificamente con i valori culturali di questo municipio, di questa città, di questo paese. Vieni dentro Marco, ecco. Pensi dei paesi, podemos... Buonasera Marostica. Come stai? Mi vai bem. Va bene? Firme e forte, come ecco, sempre. Bravo. Grazie a Dio. Buonasera a tutti che si casa. Che bel tosetto. Sì, investiu, né? Sì, roba da paludo, sempre. Sì, sempre ben vestito. Ben vestito, né? Mi vedi lì da distante, Sì, di tante città. Mi sono caso di scrivere città di tante sì, tanta gente di compartilhar. Loro aiuta, né? Porta avanti, porta distante a nostro... È importante scompartire. Bem quea. Chi che mia scompartilhar ancora va là e scompartilha. Lora città, Maravilha, Blumenau, Porto Alegre, Guaporé, Santo Antônio do Sudoeste, Bento Gonçalves, Chapecó, Iraceminha, 13 de Maio, Santa Catarina, Três Arroios, Rio Grande do Sul, Pedras Grandes, Jacutinga, Fagundes Varela, Água Doce, Gentil, Campo Grande, Caxias do Sul, São Paulo, capital, Faxinal, Barra do Rio Azul, que siamo stati lá para espetáculo. Strugonaço. A Boa Vista do Sul, Romelândia, Mogi Mirim, São Paulo, Cordilheira Alta, Nova Alvorada, Paraí, Arativa, Siderópolis, Vargeão, Cotiporã, Quilombo, Itapema, Meia Praia. Olha lá! Que é de banhar-se lá? Questa gente? Pato Branco, Tuparendi, Chavantina, Patrocínio, Londrina, Shoppingzinho, Toledo, Erechim,
Vista Alegre do Prata, Itapuca, Seubac, Nova Roma do Sul, Sarandi, Ceará, Nova Prata, Concórdia, Paulo Bento e Renascença. E che se anche di assistir la Morgana del marketing lá da Mig Prus, né? Opa! La tega dito che la menzionar lá che ela manda tanti. No, ela mi ha detto sì, mi assisto quando posso, sempre Sì. che posso assisto, ma il papà e la mamma Sì, sempre. la Adélio Carniel e a Fátima Gazi, lá de Vila Maria. Olha lá, Sopare e somare. Lori, È ella che manda medo che ha fatto intermedio. o Intermedio. Allora Luciano viene con la ragione. è lui che viene a entregare. Ma che fare che un costellone dopo, Aí che sta, vede sì. solo lì che... Ma ascolta, de Medianeira, Paraná, anche me vede lì. Sì, Medianeira, e sempre tutte E le lo live. vera che è un cristiano là che ha comprato un paro di stivai Baspan. Sì, nostro amigo Agenor Merlo. Sì. Agenor Merlo. Merlo, assiste sempre nostro filò, ele canta, che piace cantar, ele assiste, che piace cantando e ga comprar un par de stivai, Ma se poderia vedere? Ma claro, perché mettiamo lì per tutti Josiel, vedere. metti su Merlo là, vediamo cosa che mi conta. Buonasera, Marcos Marsaro, Edgar Marostica e Roger Trevisan. Qual è il merlo qua di Medianeira, Paraná? Io sono qua, io fare una piccola live qua per mostrarvi che sono io dare forza al vostro programma di tutti martedì di sera, col vostro programma che para qua, comprare una stival della Brass Pan, e stival nuovo. Guarda qua, e sono io a cavare sui mandolini qua, e allora io adoperai stivai perché di vez in quando si cata qualche bissa, e allora stivai della Brass Pan, non che c'è pericolo che passa ai denti della bissa, perché è reforzai, vero? Ecco, così sta proprio, a strucon a altri lì, e grazie. E continuate col vostro programma che è una meraviglia. Eccola ora. Un struconasso a te, tanta salute, a tutti gli altri là del Paraná, vero? Paraná, tanti che si Chissà un separano. giorno te menino altri là, Oh, hasta che passa via che il bisset lì, No, altri non avevamo mia paura, ma sapevi come casè. Chissà un giorno andiamo a Medianeira. Urco cane. Con la Andiamo su. equipe, le sol dir venire Se volemo, che impienimo il tanque e vamo embora. Andiamo, Sì, guarda. passiamo lì del posto buffon. Impieniamo Pieniamo bene. il tanque, piantiamo sui stivai. Arriviamo di stivai. Volemo su un 40 litri di vodka Raisca. Vodka Raisca. Compriamo, passiamo da loja Paludo. Paludo a roba nuova. roba e nuova. Bamate Demo- a Kelly là e Ciccia- sua famiglia di corre preoccuparsi. Va bene? E Ora facciamo un bene. giro al Paraná. Andiamo Stiamo- su. Aí che tá. Bravo. Tamar Peretti, Ciò- le vecchie in viaio. Stamattina siamo là. E 5 e poco siamo. Marti che viene, chissà che mi dai notizie del Vede se lei è ancora vivo. Querido, No, caro Varatilo. mio, chissà Sì, che sì. stai bene, che Sì, vai bene. Varatilo, lei Adesso che preparato. c'è un pericolo, sei. Oh, Varati. Dai, longo. Sì, ma va ciao. da tutto certo. Va da tutto certo, maravilha. Allora andiamo. Cosita Marco. Andiamo che? Sonate? Che Mio andiamo? idea che va Sì, avanti i sonate suonatori. che aproveitar lui che canta sì, bene. Che i zebrai, sì, devo Giusto. avanti i suonatori. E allora tu sì, siamo disposti? Sì? Un altro colpo. Un'altra pegata. Gaviu parecciana suonadetta, quale? Gentil? Amargurado. Amargurado. Bem amargurado. Ma ben amargurado. Vai, Giampaolo. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez
com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive, pois a meu lado muito sofresses, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, verás que ainda lhe posso ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, verás que ainda lhe posso ajudar. Che spettacolo! Bravissimi ancora, Gazelle, storie di contare qua una scianta, mi va bando i suonatori, per sentire storie che loro sa contare del suo tempo, dei tosatei, dei giovani, ma storie veridiche. Adesso una scianta andiamo ai nostri patrocinatori culturali, quelli che dà forza al nostro programma. Torniamo in seguito, vai là!
caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita, là no altri cosita si ama, io taser su perché se no... Ascolta, qui in casa che piace di storie, mica non anche a me per contare. Conta allora tu dopo. No, prima vostra, perché le mie loro le sa bene. Ma zero vera che intanto che veniva in qua si messo una mente di un cristiano che è andato al Paraguay a far compre. È che sei un amico mio... Ma potremmo mica dire il nome, no, il nome non occorre, ma gente sa stesso. Lui sa chi che l'è. Se lei è vera, ne? No, ancora mica il nome perché tutti lo sa. Se lei è vera, mi ha contato che là io cacciapate a Ponte, ne? Rivistarla. Ah, sì. Allora sì. può portare solo cose per consumo, non per vendere. Ah, sì. E lui con consumo proprio. Lui due male piene di braghette. Grandete. 300 pari di braghette dentro il male. Aspetta lì. 300 pari di braghette. Di femmina, braghette di femmina. Sì, cioè. Allora la pattuglia ha detto, oh rapaz, isso aqui è contrabbando, isso aqui non è per consumo. Che jeito che tu vai gastar 300 calcinhas? Dice, tu non conhece. Eu tenho 7 irmãs e 8 tias. Relaxada que tá louco. Usa uma vez, botam fora. E não dura 2 semanas. E che passa? E allora il guarda che detto, vai, leva isso ali perché tu mi ganhou essa aqui. Sì, perché tutte che donne ancora rilasciate. Sì, parano 15 braghette al dì, 20 dì se poi 300 pari. Sì, Che dura ne una settimana. Ma la settimana che viene già sto voltando per pagare di nuovo. Gatto cada anche a lì. Che guadagnai, guarda. Ben Che per consumo. Ben ciappai allora. Ascolta, adesso mi ve conto una. Qua Serafina Correa. Che se venisse la luce, metti vede che sia intorno ai 60 anni. Pensi tu quando se venisse la luce? Via a Colonia, le 44 anni che viene stolata a Colonia, dove noi siamo là. E me penso, metti vedere che casa mia, che era di stare in Colonia, intorno ai 50 anni. Ti Giampaolo no? Quanto ti pensi che era luce Beck? Mica aveva perché. Mi sono arrivato al mondo che aveva perché a luce. Ti te si nascesto che era luce, sì. Francesco. Aveva 10 anni senza... Ti avevi 10 anni, quando si viene a luce. Ma, ascolti questa. La nonna, mica aveva mia nonna che è da cognome Bolis. E che chiamava la nonna Neia, la nonna Nina Neia, la nonna Mocca, che aveva tanti nomi. Ma il nome suo era un bel nome, Emilia, a mia nonna. Allora quando che abbiamo saputo che veniva sta luce, noi che diceva la luce, veniva la forza elettrica. Viene la forza elettrica. E allora stia attenti tusi, perché viene la forza elettrica e tutti io dice che quei che arriva da renti se picca la forza elettrica e può morire. Allora qui di una volta noi avevamo la cultura o noi ripassiamo per noi altri minimizzare il problema. Allora la fea grande, anche con i temporai, qui che ha paura dei temporai perché i nonni, Maria Santa, temporai
Demo sconde se ne morento, e metterà il vento porta via la casa, sì. Benzieri, tormente, né? Benedia, Benedia. sì, le slavine, e contea storie de morti che si fa vedere, contea storie che non si credea, ma che si fa un mestieramento tanto grande in te a testa, c'era cose di nostri vecchi, e allora a me non ha piantato in testa di tutti in altri che la luce elettrica, la forza elettrica, la tirea alle persone, e dà un tirone e ve copa, e i brasiliani dice che dà socche, no, era buona di dire sciocche, la diceva socche, ecco, potuto darmi quelli, no? Beh, infatti ciò allora, che era queste persone che all'epoca era a CE, adesso è a RGE qua a Serafina Correa. Allora i cristiani che si vegnesti di Porto Alegre, e c'era tutti omenassi grandi, con forza, per mettere due sti palanchi a fare i busi, c'era tutto manuale, non che c'era le macchine, era tutto a mano. Ecco, e sti uomini erano tutti grandi, perché bisogna uomini come Giampaolo, sì, vero Roger? Tutti omenassi grandi, con forza per tirare i fili, per mettere i palanchi, c'era tutto a forza. Mi penso che i pontelea, i palanchi tirare su, mi pare di vedere, non si vedeva un parafuso, Maria Santa, non potevamo toccare niente, no? Gestismi, siare niente là, per amor di Dio, non si vedeva. Impressionai di vedere i parafusi, i mestieramenti, perché altri in colonia era come i porigrammi, no? Ma infatti ciò allora si mette su sta luce, non anche con questa idea di sta paura. E quando finia a sera, indea a Serafina. Allora era 6-7 km di là di casa, e veniva la 11 che a Serafina perché aveva l'hotel, indea a mangiare, indea a dormire, dopo i tornea. E questa idea di questo shock, di questo shock, di questa paura, e che comincia sta gente a stare qua un dì, una settimana, 2, 15 dì, finché stai qua mesi lavorando, e che ha fatto amicizia con le persone, si chiamano per nome, idea sta comunità per un'altra comunità, mettendo due sti palanchi di luce, tirando sti figli, e vai. E ciò allora un sabato o mezz'dì noi iedrio lavorare, iedrio giocare carte italiani con brasiliani, E allora là chi gioca queste carte, là de nascianta, cioè quando se ne incorde viene scuro, ma non che n'era ancora la luce dentro di casa, ma che c'era i figli tirai, i palanchi impiantai, tutto quanto, e a paura a c'era lì. Allora la luce la passea, ma non dentro di casa neanche ancora, capio? La forza c'era lì. Allora ciò, là de nascianta che era Tony e Beppi là che gioca a carte con due brasiliani, loro che dicono così, ascolta, Tony che dice Beppi, ma beh che passai, ho visto 40 traghi, che ha detto, Tony, Beppi che dice, forse andare a fare una pissadetta. Sì, che ha detto, andiamo fuori a pissare. Allora là de nascianta, allora, uno va alla dritta e uno alla sanca. Quel della sanca è gatta un palanco, un poste di luce, no? E gatta a pissare. Le sta là, di là avanti che ha scoprito di andare a pissare dri un palanco. Non è che lei, a parte del drio di un palanco che è tondo, dove si va a pissare? E Tony l'è andato anche lui a pissare dri un palanco, ma l'era del drio di un uomo grande, di quei della luce, era mezzo scuro, non l'ha visto, cioè. Là, l'uomo non grande che il pisa, e Tony va anche a luce, tira fuori il bici, tacca a pissare in qua in là, pisa per di qua, e pisa per là, mezzo ciuco, pisa su per le gambe, rento ti stivai, che sarà mica Spagna ancora, rento ti stivai, che altro. Quell'altro quando sente che è il Tony che pisa su per dosso, e che porta via una mano così, che piantava una tenareccia che stravoltava un 5-10 metri distante, le leva su tutto sfenio, tirando su la bottega, pissa addosso, e che ha detto, Beppi, se ti vieni a pissare oggi non pissare di più che il palanco qua perché dà socche. E talano altri, Cosita, Gavio Parecciana sono detta che ho sentito del vecchio Trivelin. Sì, ma dopo, perché adesso dobbiamo parlare di quei che viene, Marti che viene, che è il duetto, due di Bento Gonçalves e Cavatappi. Vai là.
Sì, mi sono Giancarlo e mi Alan e siamo il 2 Cavatappi Musica, qua da Bento Gonçalves. E stiamo aqui para fazer um convite molto speciale per voi. É vero. Na próxima terça-feira a gente vai participar do Filó Virtual com o nosso amigo Edgar Marosca no Facebook de Edgar Marosca. Vai ser uma festa muito bonita, a gente quer ver todo mundo participando aí. Siamo qui! Che spettacolo! Ora Marti che viene e il duetto Cavatappi in Struconasso Allori. Ma adesso mi vuoi parlare di questa erba qua, guarda, Mate e Vida. Mate e Vida. Mandare un saluto alla famiglia che è produttori di erba mate há mais de 30 anos, foi fornecedora de matéria-prima com muita qualidade para grandes marcas da região de Ilópolis. Possui áreas próprias com plantio, fazendo a gestão desde a escolha da muda, passando por todas as fases, o manejo da planta e do solo, além da colheita da erva e do processamento da indústria, a industrialização da erva. E em agosto agora de 2020, iniciaram o projeto para a construção da própria agroindústria, com capacidade de produzir mais de 100 mil quilos mês. Olha só, iniciando o processo de industrialização em setembro de 2021. A agroindústria com mão de obra familiar em todo o processo, só utiliza matéria-prima de excelente qualidade, aplica as melhores práticas na lavoura, observando carências, maturação da planta, possui todos os alvarás e licenças para a operação. A prospecção e venda é feita pelos próprios donos da família, pois há um cuidado muito grande com a maneira como o produto é apresentado aos clientes. Ela é de altíssima qualidade. O telefone de contato 549-9912-4812. Um abraço para o seu Sadi, a dona Joveci, os filhos Kender e a Kelly, Nora, genro, netos, e um grande abraço para a nona Celestina, ou avó Celestina, Essa erva mate está chegando, são nossos patrocinadores, Um grande abraço à família, va bem? Adesso, Roger, gavemo come parlare de erba mate, va bem? Proprio così. Un struconasso a quelli della Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, Migi Plus, ração para tutte quante le bestie belle e sane, Baspan, il meglio stivale che capesta in tel Brasil, ultra leve e super leve e outros produtos e mais de 10 mil itens distribuídos em todo o Brasil, produtos agropecuários. Supermercado Polivalente, que mi ha dato il manjar stasera, dei bifoni, de Santa Rosa e Supermercado Vitória aqui de Serafina Correa, onde você encontra essa erva mate. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, rede de postos Buffon abastece qua, modelo Penei de Bento Gonçalves, da família Checon, modelo Penei, e avemo la Pian Alimentos, a São Parcan, gatti e pesci com altíssima qualità e alta conversione, Vinícola Vanisul e Paludo, sua moda, seu estilo, com inúmeras promoções, sempre independente de qualquer estação. Va bem? Roger, vieni dentro qua. Qua. Marco Marsaro, come va? Le città del progetto. Devo parlare adesso. Devo parlare adesso. Fa parte del progetto. Serafina Correa. Nova Roma do Sul. Flores da Cunha. Nova Padua. Antonio Prado. Fagundes Varela. Nova Alvorada. Rolante. Veranópolis. Casca. Villa Flores. E Paraí. Ecco, queste 12 città. Ma dentro di pochi giorni, se va bene, femo n'altre 12. N'altre 12. Ecco, allora in marzo cominciamo a fare live qua e fuori. Qua e Prima fuori. bisogna ricordare che giorno primo
il giorno 8 di marzo non famo mia filò. Ecco, ferie, ecco, vacanze. Ma altri potete fare il filò a casa. Sì, puoi fare, ecco, proprio così. Vuol fare cada uno il suo filò. Ecco. Che il costume è bello che de martedì sera a fare il filò. Allora filo casa, Allora fai casa. c'ha me qualche dun, Ecco, c'ha c'è il vicino, una vicina, gli amici. poche mandolini, vin, ecco. scherzeri, idee, contevela. Va bene? Certo, e sono che nei mandolini che il vecchio Trevelin il canta solo. Ciao, Falani vecchio Sì, Trivelin. Vai, poderia. vatti là, Giampaolo tira e il vecchio Trivelin. La vecchia Trivellina, la gala vista curta, ancora la insulta il vecchio Trivellin. La vecchia Trivellina, la gala vista curta, ancora la insulta il vecchio Trivellin. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. Il vecchio Trivellin delle volte si incattiva, il va su per la riva, cantare il mandolin. Il vecchio Trivellin delle volte si incattiva, il va su per la riva, cantare il mandolin. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. Il vecchio Trivellin ormai non suona più quella bella musichetta suonava da Gesù. Il vecchio Trivellin ormai non suona più quella bella musichetta suonava da Gesù. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivellin ormai le mangia pa. Sì, sono sì, il vecchio Trivellin se ga recupera. Vecchio Trivellin Veneto. Oppa. Buonasera, ben? Buonasera. Oh, ma mi ha visto, Valtteri? No, va. ritorna. Non era visto Pardelà, mi era qua via, allora io non Manda so. che un saluto a Achille. Achille Massaro, mi pare, anche alla Nilva de Costa Massaro. Manda un saluto a Senesio. Papà, Senesio, a mamma Neusa, se la devo accompagnare. Ecco, mia mamma, a donna Ibania Celesta Lucatelli Marostica che ha 150 anni. Sanna che mai, tu 120 l'ora. Di da rente. Gioco fatto gli anni. Sì. Che cacciasso. Voglio aspettare la festa. Aspetta mul che l'erba cresce. Vinciappaia, italiani, caro. Niente. Non andiamo a fare propaganda dei bifoni. Bifoni. Da grazie a Dio che hai bifoni. Marco? E vin anche. E vin, sì. Ma che se sta le Robertson 3 piccoli. Bicho velho. E gado mandaste che hai fatto il posto per Piego.
il posto dai Piegore sono di aspettare per fare i palanchi, per mettersi a fare la cerca, per fare il total di apprisco, la stalla dei Piegore. Dopo, parlando in Piegore, è perché lui vuole che si mette insieme il mestiere della luce. Solare. No, energia solare fotovoltaica. Aneo. Beleza. Ciao, Piegore. Mandiamo un saluto a Ivan Sordi. Ivan, sì, da Cabanha, Cabanha Santa Barbara. È mia cosita? Cabanha Santa Barbara, lugar le Piegore Pool Dorset. O Pool Dorset, mi so mai come che è. Pool Dorset. E Piegore se medesime, ma il nome è differente. Pool Dorset che te che dato. Può darsi che un te indovini, te parli giusto. Può darsi che un indovino, Pool Dorset o Pool Dorset. O Josiel, com'è che è il nome finale? Ti che te sei inglese. Mai cria Piegore, com'è che va a sapere? Allora, a tutti i criatori di Piegore di questa razza, Ivan Sordi e loro ha un gruppo dei criatori. È una razza precoce, che ha carne buona, poca bagna, che viene sguelte. Allora un borreghino in poco tempo le buon da mangiare. E viene un qua, panati. Viene diverse, tocca comprarla 20-30 riproduttore, no? Ma allora, Cabanha Santa Barbara 9911-6354. 9911-6354 per chi quiser comprare borreghino, femmine, maschi. L'undato sta espointe che ha guadagnato con un borreghino là, razza pura. Sangue puro. Puro sangue. Ma da che siamo di parlare, noi anche abbiamo, Marco, tutte le settimane programmi di radio e a Guaporeta Radio Liberal che abbiamo il programma italiano al sabato a mezz'ora. Ora a Cabanha Santa Barbara, Sergio Pinei, là di Mussum Strugonasso, a lui e tutti i suoi amici e clienti, a Vinicola Pasquali di Montebello do Sul, a Pioneer, milho, soja, e somensa per silage, e sorgo anche della marca Pioneer, a erba mate Vida, ecco, Granja de Ovi Benincà, da famiglia Benincà, la Fertipel da famiglia Pelle del Bassan, Giovanni Piva Franciele Tesser, architettura e urbanismo, nostri amici, supermercato Marin de Guaporé, ristorante di Veneto qua del Serafina, Telegas Franceschini, tutti sappi, noi sortiamo un bottiglione di gas di un anno. Franceschetto, Franceschon, Franceschini. E Franceschetti. E Franceschetti. Visto quanti derivai di tutti dei Franceschi. Tutti derivai. Sì, ciò. Poderia Francescato. Francescato. Il Franco poderia fare una pesquisa. Franco, Ma mandiamo un saluto a chi ha gambato sul concessionaria Jeep de Bento e concessionaria Fiat de Bento, proprio. Abastecedora Caschense Posto do Décio, un strucone a lui. La Agropecuaria Zanata de Valdire Sofameia. A Bel Mondo Material de Construzione, loro di Megabé che patrocina la live. Ecco. Ristorante Sia do Almoço de Nédio Contarin. A Elettromeccanica Daipra, Meneghini Macchine e Peça, loro adesso devono vendere equipamenti per irrigazione. A Cereais Menin, che devono vendere somensa di formento per far silage e anche per gran. Abbiamo la Ottica Sebem, vari looks in doppio, come dice, embutidos Beija-Flor, che è salami o socoia di là avanti. Allora questi sono i nostri patrocinatori, un struconasso da 102.1 di Guaporé Radio Liberal che facciamo il programma là. Va bene? Marco. Città. Città. Allora, Orizontina, Pranchita, Paraná. Guarda che città. Pranchita. Pranchita. Prima volta che vedo scritto do là, so Valzi che vive. Ora strucò quelli di Pranchita. Nova Brescia, Niterói, Rio de Janeiro, Santo Antônio do Palma, Oro, Santa Catarina, Videira, Catanduva, São José do Ouro, Dourados, Treze Itilhas, Passo Fundo, Presidente Getúlio, Livramento, Indaial, Santa Catarina, Farroupilha, Nova Bassano, Ampere, Guaratuba, Salto Veloso, Arroio do Sal, Céu Azul, Cordilheira Alta, Lajeado, Lindóia do Sul, Curitiba, Panambi, Carlos Barbosa, Maracaju, Antagorda, Estação, Coronel
Freitas. Coronel Freitas. Nova Erechim, Lucas do Rio Verde, lá em Mato Grosso, Nova Mutum, Prudentópolis, Planalto, Videira, Ceará, Camargo, Foz do Iguaçu, Rondinha, Osório, Caçador, Antônio Prado e Santarém, lá em Paraguai, em Portugal. Portugal, Santarém, Portugal. Santarém, Portugal, anche se Uia là, visto solo distante. Vuoi mandare un truconasso che era là a accompagnare? Virginio Radin. Virginio Radin de Camargo. Deve stare Camargo. Era di qua di Radini qua. Va bene. Loro un truconasso, Virginio, André, tutta la famiglia là, a accompagnare. Un saluto a Nelsinho. Nelsinho Alcidetto con idea. Marostica che lei è super là a Santa Catarina, le do qua. Fare una visita a suo fratello che sta tanto bene di salute. So che 6 giorni che se pensa 10 volte avanti a andare a cattare una persona per via di che è complicato. Porti per via di ancora sta il pandemia. bissetto, no? Sì. Marco, ascolta bene. Ti che te sei giovane, ascolta bene. Anche a Valti, questa storia qua. Una volta che c'era una famiglia, mica parlare da luce prima. Sì. Della luce, quando si arriva alla luce. C'era una famiglia che ha portato del Paraná un pappagallo, su parlare il Paraná che erano tanti pappagalli. E allora che non era pappagalli che parlea, che non era che non parlea, infatti i portava questi pappagalli, i cria pappagalli, o se no cada un casa che aveva soldi anche gente che portava dei questo pappagallo. Allora che aveva un pappagallo, che sto pappagallo era una bestia sto pappagallo. Allora cosa felo? La parona della casa la aveva un fil de fer. Sì. Dove che ha tre a sua roba per sugarsi. Non che sei famiglia che non ha un fil di ferro. Devi patrare su a roba per sugarsi. Stia attenti agli altri là. E allora ciò e ha visto che a nonna che andava a spalpare galline a vedere galline tutte rovinate su per schiena. Sbeconate, su per schiena. Allora a nonna ha detto ma che bestia è che fa che gli atti lì su per galline. E allora in qua in là per parlare con altri, sarà una peste, sarà questo, tutto speculare insieme a cioppa o se no insieme a schiena, a colpi che te una gallina morta, non sapeva cosa dire, cosa fare, allora avanti e pensa e vai, di Dio torna Dio che te un'altra gallina e va, ma sarà lo cosa, allora stai attenti ciò, e stai attenti e stai a occhio a guardare, e il pappagallo di notte, fea che, Pimpianetto, dopo il fil di fer che l'era attaccato il punaro e di là si cepeva al becco dentro del punaro pratica e su per galline grandi e di notte lui il che fa de male galline no perché le piende voi a varare il papà. Per dire la verità allora il che monte galline il monte galline perché mica aveva un zio mio che aveva tante galline e che aveva una bestia che mangiava galline il gal e allora sto pappagallo che fa del male galline che fa del male galline e allora la nonna è stata a sapere ma che ne era un tosato là che aveva 20 anni gli ha detto no se voi volete proprio che mi desvizio che il pappagallo lì assieme a me che mi si lo desvizio ma vuto fare che sta mia comparlo per amor di Dio comparmi il pappagallo no mi lo metto a posto va bene tutti va a dormire e lui sta là e calcola l'orario la ora che il pappagallo è adotta il punaro il pappagallo e c'ha un fil di luce è positivo appena arriva la luce appena arriva la luce scorsa via il fil positivo scorsa via il fil negativo e alza la cosita il pappagallo va allora il pappagallo di adò aspetta che vengo qua Rico di adò quando il pappagallo arriva mai o meno metà fil di ferro dove che buttava su la roba è andato là con i 2 fili così e che ti piantai 2 fili il pappagallo già guardai su e ho detto signor benedetto se tutto questo se vuoi neanche il galmer scampa ancora
Carlo scampa. Fa che non fa pagarti. Ascolta, che ora è lo José? 5 per 9. È 9. Oh, Ascolta buon'ora. che abbiamo da fare la scuola d'italiano. Sì, molto modesto. I cognomi no, suonare. Suonare Può adesso. essere. Suonare Sì, tu. Marco, può Do essere. suonare, Ben, do così. suonare. Gavio parecchia cosa tu usi là? Una musica di un cara ben azarato. Ah, va. Ai, ai, ai. Ti dico, 3 morose e neanche una che dà certo. Allora prova, vai. Eu tive 3 namoradas em minha vida. A primeira foi Rosana com 5 aninhos. Eu tinha a idade dela e imaginava que a vida fosse apenas um brinquedinho. Um dia ela foi embora, eu fiquei chorando. O primeiro desengano eu senti bem cedo. Na inocência de criança não compreendi porque a vida tirou o nosso brinquedo. A segunda namorada durou bem menos. Eu tinha 14 anos e ela também. Me lembro o quanto sofremos na despedida por entender os espinhos que a vida tem. Eu sabia que ao perder um amor na vida é muito difícil um dia recuperar. E só encontrei com ela nos braços de outro quando ela entrava na igreja para se casar. A terceira eu já tinha meus 20 anos e essa deusa levou para nunca mais. Foi esse o golpe maior que eu tive na vida, por morarmos em 2 mundos tão desiguais. A primeira posso um dia encontrar ainda, a segunda pode um dia se divorciar, a terceira nunca mais eu verei, porque lá no céu não existe caminho para regressar.
succhetta là. Pierento Roger! Ecco, sonate. Ecco, i nostri i cantanti, i suonatori che viene qua, sempre è differente. Mi è vero? Dovremmo portare come loro che canta mia tante sonate italiane, perché il gruppo quasi è un gruppo dei nostri amici che non ci riuniamo una volta cada 15 giorni, cada mese. Ma no, quei soldi birra puttana. No, loro sono mia quella. No, un tocchettino dopo femo. Potremmo fare, sì. Gentile con Giampaolo. Dopo femo, no Giampaolo? Femo? Sì. Femo al vivo qua. Femo al vivo. Al vivo a colori. E allora, l'altro potremmo cercare sonate antiche, sonate che mia qualche persona che suona, mia vera. Sì. E anche possiamo dire che se altri casi che si devono accompagnare, avete qualche canzone, può essere italiana o brasiliana, che il nonno, il bisnonno, il cantè all'antica che avete mai sentito gente cantare, potete entrare in contatto con altri. Sì, come ha fatto Merlon qui. Ecco. Ha mandato un video, ha comprato stivali nuovi, potete mandare, altri mettiamo su. Beh, a fatica che ne è una triage, che ne è una equipe qua che io seri. Lo rivarda i posti, analizza. Ed è sai che abbiamo fatto anche la Camaro, che abbiamo fatto il Testa Bianca. Cabeça Branca? Che abbiamo fatto il Testa Bianca. E il vin chi paga se il Testa Bianca. E le tosate te a ora di registrare insieme con le amiche, il vecchio tocca scampare. Dopo femo, dopo fare. Ah sì, lanciamo qua. Perché abbiamo fatto mio e Rogeni. Ma allora è mio il dono da lancia, è il dono di che? È il paron della barca. Ah, il paron della barca del Testa Bianca. E il vin chi paga del Testa Bianca. Ma allora, a scommessa così, aspetta che vediamo, cantiamo bene. Ma chi era il mentore di tutto? Mio e Rogeni, che abbiamo fatto in 20 minuti, che abamo sentato là, che abbiamo fatto allora Marti che viene e meni Rogeni insieme. Rogeni? No, ma non ti no, va, sì, volti si mia. Allora che 8 di per impararla bene. Ecco. E dopo vieni qua. Dopo veniamo qua alla fema. Ecco, va bene. A scommessa così, il Testa Bianca sei un uomo del ben, sei un talian che ha soldi per guastare. Fin de settimana il ciappa sol giovenote e parso donna il dice che il va a pescar. Le giovenote con il bicchiere in man sol de braghette e fa ritratto e anche vidi par postar. Tarararina, potevo via cantare tutto. Se no, che mogliaca lanzata. Quando sai lanzamento? Quando torniamo da praia quando torna da praia Rogeni viene a lui. Lui fa Testa Bianca allora. Ah, lui è meglio Testa Bianca. Lui è il pinte che avevi. Ah no, le mie per contare. No, le mie per contare che il pinte che avevi, signore. Adesso è scappato. No, ma nessuno. No, ma nessuno che Cuccagna scuola d'italiano. Andiamo a parlare adesso assunto serio. Cuccagna scuola d'italiano, plural, talian, con vogai, toniche e parossitone con lore mi, lorengian, pencal. Salve, continuiamo qua con la formazione del plurale dell'italiano e vediamo adesso allora come che si fa il plurale se abbiamo parole che le è finite con le vogali toniche A, E, O, U e anche se abbiamo parole parossitone che le è finite in R, S o N. In questi due casi le parole le resta invariabile, ossia come che si fa il plurale per esempio di filò, il filò, i filò. Va bene far dire che la parola resta invariabile, cosa che cambia qua, cambia l'articolo che si pluralizza, va bene? Lo stesso succede con la parola virus, un tel singolar. La parola usa il virus, in tel plural i virus. Va bene? Un altro caso di formazione del plural è quello che abbiamo aggettivi o verbi
che si finisse con la I tonica. In questi casi cosa succede? La I la si doppia. Abbiamo la doppia I per formare il plurale. Per esempio, dolorì diventa dolorì, fenì diventa fenì del plurale. Bene? E ancora un ultimo caso qua sotto, se abbiamo parole ossitone che le si finisse in A o in U. Femo il plurale del italiano con ai, adi o con ui, udi. Per esempio, la parola spaccà si può fare il plurale come spaccai o spaccadi. Lo stesso succede con la parola vegnu, che si può fare il plurale come vegnui o come vegnudi. Va bene? Allora, così, fare il plurale dell'italiano è un esercizio semplice e va a altre spiegazioni allora sempre nella grammatica dell'italiano. Un strucco. Allora, è il libro, quei che vuol imparare l'italiano o quei che vuol insegnare l'italiano, che nel libro cucagna per tutti i grandi. Chi che sei qua del nostro Stato, Rio Grande do Sul, il costo è 52 reali, che è solo il costo minimo, e qui che siete fuori del nostro Stato è 60 reali. E il Pix è qua sotto, il numero qua di chi era già seguito, 519 91 880546 e il Pix è assudita@gmail.com. Assudita è l'associazione dei diffusori dell'italiano, quelli che mantiene, che organizza l'italiano. Per chi che non conosce? Che è nell'incontro in novembre a Sananduva. Sananduva. Presenziale. E devo parlare che, ormai siamo di parlare italiano, che è un progetto del governo dello Stato, chi che patrocina questo progetto, sia Coperlate, che è qua da Serafina, dove che c'è 10 municipi che si devono imparare a parlare e scrivere l'italiano. E cada un che ha fatto la sua matricola, e ha guadagnato questo libro. Ecco. E è bello che devo parecciarsi, devo studiare, perché a giugno, quando che c'è qua a Expo Coperlate, viene fuori le prime Olimpiadi dell'italiano. Capio? Dei 10 municipi, allora che c'è premiazione, che attività, che giochi, va a essere un giorno di attività culturale e dopo un giorno di giochi, capio? Mora, quattriglio, che mestieri lì, allora dice di parecciarsi è una roba bella anche per divulgare, che questo progetto possiamo portare anche in altre città. Va bene? Mi è vera? Sì. Proprio vera. Giusto così. Tutto parlare dell'origine dei cognomi. Origine dai cognomi Brusamarello. Brusamarello. Sì, ecco. Ti potrebbe essere un Brusa Rossa. Perché allora? Sempre con Brusa Rossa te. Ah sì, mi sono Brusa Rossa e ti Brusa Azzurra. Fatta quadri l'ora mi sono del Colorado e ti del Gremio. Ecco, ho visto, ma guadagnata Paludo, mi Domenica e ti Luni. Ecco, va buono. Andiamo a parlare. E Marco Serillo che ora? Marco o Savo? Marco le Colorado lui, Josiel è Colorado, anche lui va altri là. Tutti colorati, Solmi del Gremio. E sì, ti, con Gremio. Gentil. Colorado. E ti Francisco? Gremio. Ma nante i due demo conta degli altri, ben tranquillo. Oh, ma mi lo so, perché i gremisti è sempre meglio che i colorati. Senti, mi metto così, congiugarte una ponta. E sì? Perché Brutin che sol che il Brutin. Brutin del Gremio. Claro. Marti che viene Brutin. Sì, viene. Ciamelo. Brutin! Marti che viene. Tutto posto, perché sennò. No, ma lui viene. Viene? Sì. Marti che viene il posto era bodeghero, ma giocava para fuori da bodega. Beve a massa. Allora... Che se bodegheri chi vende a cacciassa che ne è quei chi beve. Ma è normale così. Sì. Devo parlare. Com'è che è il proverbio di Ancoi, Marco? Marco, com'è che è il proverbio di Ancoi? Vai, parla. Te che parlare prima quando si viene srento? Te che parlare un tocco di un proverbio che mi viene in mente? Che te che si viene srento che te paga parlare così. Pipo areta che la sia benedetta casa mia. Ah sì? Proprio, mi go pensate che altra parte. E mi go pensare subito quando te che parlare, fa anni che ascoltai appena. Pipo areta che la sia benedetta casa mia. Perché a tua casa
Più povera che sia, lei a tua casa. L'ar, doselar che ti viene in casa. Sì. Marco, come che sei il proverbio? Com'è che te tocca inventare in cui, ne, Marostica? Ma i proverbi se tutti inventai. Sì. In cui l'ora te, Marostica, era di pensare che sora te a vita che avete su tal proverbio. Ascolti bene. La bodega la te sfinisse il corpo e la scarsela. No, ma filosofo, ma che bello quello lì. E che un altro che dice così, che parla di vino, dice così, la meglio medicina la c'è in cantina. Opa. Che sei il vino. Che sei il vino. Vera? Sì. E tanti proverbi. O ne di Locatelli, la meglio medicina la c'è in cantina. Bravo. E potremmo fare anche a quei casi, anche Paul. Qualche Paul mandare proverbio. proverbi? Claro, Sì. perché no? Se è una maniera di mantenere vivo l'italiano. Proprio. Scrivere, loro impara come scrivere, altri femo il resgato di questi proverbi. Beh, quando abbiamo cominciato anche il programma di radio far proverbi, mi e benvenuti, abbiamo cominciato, mi bio l'idea di dire così, cosa è un proverbio? La verità dita in poche parole. Perché un proverbio è una frase. Ecco. È vero, è una verità dita in poche parole. Proprio. E ognuno capisce come che vuol. Come che vuol. Va bene. È vera. Demo ai cognomi Brusamarello. Il cognome Brusamarello, il Paul venire dall'appellido veneto Brusa i Marei. Era furbe che ti ho visto. Ecco, non ha niente da vedere col colore amarello. Che sì. Ah, che? Sì, dopo un altro spieghiamo cosa che deve Marei. Vediamo allora. Perché il Gappi ha origine dalla provincia da Vicenza. Il significato allora, cosa significa? Brusa amarello. Brusa, daghe, brusa che è il mestiere lì. Bruselo. Brusa. E allora il fuoco marello è il muccio de fen. Capito? Allora c'era gli arteri che andava là e... Chi che quando si era piccinini e non che ha dato fuoco a una meda. O Franceschetto che ha dato fuoco a una meda ti quando eri ceo a un muccio di paia di soja di formento. No, il paio voleva mia che si bruciasse. Ma a voi che c'era? Ma no tanto, mi sempre sta contro il fuoco. Sì. Lui è lavoratore. Ma aspetta lì piano. Noi ti volevo sapere di te una tasanada, qualche cosa che ti hai fatto quando eri piccinino, che fin coi te... Che te pensi dei tuoi vicini là, qualcosa che è... Ma mica mai fatto arte, se ne conto dopo vieni a sapere. Quello è vero, dopo vieni a saperlo. Bravo. Avanti allora. Ecco, e allora il significato brusa, marello, la persona che dà fuoco, che brusea i mucci de fen. Ma guardati, Brusa Amarello, che dà fuoco ai mucci de fen. La diffusione, se cata tante famiglie col cognome Brusa Amarello nelle città di Schio, 2 ville e la provincia di Vicenza, sempre del Veneto. Bravo. Cognome, allora, Predebon. Predebon. René Luis Predebon, là di San Paolo, radialista, un amico nostro che viene qua della nostra regione. Mi ha domandato per altri domandare a Franco Saccardo, che è lui che mi manda i cognomi. Sì. Franco Struconasso, salute a te. Il cognome, allora, Predebon, è il polvere da una famiglia veneta di antica e nobile tradizione. Questo cognome, Predebon, si è formato prima del secolo XVII. 17, Ecco. Prima del secolo XVII, è antico, del XVII secolo, perché il Gappi ha origine da un posto, da un cognome francese. Maria Santa. Francese, cioè. Predebon viene da un cognome francese. Da Francia. Significato, allora, Predebon potrebbe essere persona che sta nella città di Predebon o che si cata insieme a qualche famiglia Predebon. Ecco, semplice, tranquillo, facile da capire. E la diffusione, dove che sei di P, allora col cognome Predebon, sei nelle città di Conco e Marostica. Ah, va! Ah, sì! All'altra mia città, Marostica, capitale da Ceregela. Sì. Della provincia di Vicenza del Veneto. Va bene. Allora abbiamo parlato di quei 2 cognomi qua, Brusa Amarello e Predebon. Pare che è una suonata italiana là. No? Ma mi volevo domandare che sonesse una che fa anni che sentiamo qui, che parla di un relojio. Di un relojio? Lei è una moda di viola. Oroloio. Lei tipo è un orologio. Orologio. Un orologio antico.
Orologio spacalzari, relógio quebrado. Relógio quebrado, Se è bella cassonata lì, mi godo mandare chi fece. Mica una frotola da contare. Contiamo adesso? Allora? No, prima sonata, prima relógio. dopo a frotola ringraziamo i patrocinatori. Che ora è l'ora? 9:15. Ecco, l'ora che abbiamo tempo. A sonata, torniamo con la frotola, ringraziamo i patrocinatori e Marco viene a dar ciao anche a lui. E dopo la saidera. Vai! Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos que viviam discutindo a respeito da religião. José, que era mais velho, tinha sua devoção. Na hora dele se deitar, fazia sua oração. O seu irmão Dorvalino falava dando risada. Deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada. É melhor você dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Se você não acredita, não obrigo a acreditar, mas que existe outro mundo pra você quero provar. Se um dia eu morrer primeiro e minha alma se salvar, vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. Um dia José foi embora e pro seu irmão falou: fique com esse relógio, lembrança do nosso avô. E nunca mais se encontraram e os anos se passou. O relógio desmanchado na parede ali ficou. Passou a noite nervoso com o que aconteceu. No outro dia cedinho o telegrama recebeu. Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu. Eita lá! Adesso per finire, Oro Trevisan, Marco Marsaro! Per finire? Belche? Sì. Ciapa erba là, guarda. Femo il cimarron per finire? Dopo femo il cimarron. Mi non posso bere il cimarron de notte perché non dormo più. Sì. Mi se ciappo la cuia de notte. Vino, vibda. Vin dormo che anche un bambino. Vin dormo che anche un bambino. Sì. Potrei fare là. Un altro dito. Chi beve vin dorme come un bambino. Marco, come vedi di dove, Marco? Le ultime città qua, allora Descanso qua, Marco. Arvoredo, eu vou me atrapalhar lá de Drill, mas ali cosita dá certo, né? Seberi, São Domingos do Sul, São Gabriel do Oeste, Liberato Salzano, Canoas, Balneário Camboriú, Boa Vista do Sul, Ipumirim, Montevideo, Goiás, Santa Cecília, Eldorado, Encantado, Garibaldi, Varaquititá, qua diferente. Buriti, Braulo, Maranhão. Maranhão, É Buriti, Braulio ou tudo insieme? Buriti, Braulo. Buriti, Braulio. Pesquisar, Buriti, Braulo, É só domandare a Claudio Pinzetta, Isso, conosce conhece tutto il tutto Maranhão. Gallo Tornao, ancora sto parlando. Non so, e vai, vieni, Gradito Brutin è l'uomo di due coe. Madonna, sei anche così di parlare. Vanti. E dir che domani Leodimar André Rossetto è di anniversario, che avete studiato là. Oh, Rossetto, ti auguriamo contenti, questo giorno tan bel, tanti anni di vita, tante grazie del cielo. Campinas do Sul, Frederico Westphalen, Maximiano de Almeida, Sinop, Marau, Taquara, Rio das Antas, São João da Ortiga, Gramados... Rio das Antas? Rio das Antas. Qualche pezzo mi dico.
São José da Urtiga, Gramado Xavier, Itá. Lá dei nostri Lá de amici. Itá? È da Itá? Che andiamo su. Sì, andiamo a Itá là del gruppo. Il gruppo di Italia. Stella de Pietra. Stella de Pietra Everton pareceve Batista. che veniamo su con un ônibus pieno, una linea piena. Eita, Vila Flores, Veranópolis, Itaipulândia. Eita! Ma par parlare in... Che? Sì, finì queste Rio qua. das Antas, una vecetta salta in cima qua a casca per andare a Bento. E allora? Quando arriva a Rio das Antas, afferma il motorista, il scioferista, fermati una scianta. Allora la ciappa, tira fuori una garraffetta di acqua, che? ciappa un comprimido, una capsula e lo beve. E dopo che dice il scioferista, può andare. Quando si banda del Rio, si ferma. La domanda, una scianta, afferma, mette un altro comprimido, no? E beve acqua. E che dice, adesso può andare. E allora? Allora il scioferista Perché? dice, ma Mi ha amico mio, capito? non ho capito niente qua. No, che dico, sono andato dal dottor e il mega dit così, è per signora tomare una antes e una dopo da santa. Una santa e una poi da santa. Capito il discorso? Capio bene. Ma ascolta, allora due vecchietti si catano, metti vedere là intorno di 80 anni, e si cata, e comincia a sciacolare, vai e tira e meno, storie, dice avanti, viene storie. fuori. E allora uno gli dice, compare, Tony e Beppi, no? Dimmi una cosa, sessualmente, com'è stato vita? Mega dito, mi sta tanto bene. E ti? Ah, ogni tanto, cada morte del Papa. E dico, ma sento di una cosa, avevo sentito dire che Stati Uniti, Stati Uniti. Stati Uniti i ga un mestieramento là, i fa un strapianto. Loris è sempre davanti nelle Loris, tecnologie e Fa un mestieri. strapianto e allora mi sono dovuto mettere via soldi. E va a fare un strapianto. Ah, va, che detto. Buono, che detto, se ti deve fare sto strapianto, che vai che da giusto, dopo fa anche a me. Allora Tony, Stati Uniti, c'è per l'aereo. Nova York. È andato là. Com'è che chiama che... Nova York, o che sia un ospedale grande là. Sì, ma Stati Uniti che anche a Miami lì. Beh, infatti l'è andato là, stato là 15 di tornare in Rio, ma l'era un altro uomo. Autostima là in cima. Pensati un uomo. Pesteate nuvole. Pensati un momento, ciao Beppi, lo guardai così, ma sarai. Sì. E c'ho Tony, lui rivetta a bottega. Lui era sempre di Poi origine. pago me. Pago me, lui mi ha fuori tutti i soldi. Era un altro uomo. E infatti Perché aveva gusto. allora per Beppi vieni qua, contami. Poi ha detto, sono andato a fare strapianto. Mi sono un altro uomo, sono con 20 e pochi anni. Le ora che vuoi mi, no come ora che vuoi lui. Per amor di Dio, mi sto bene, mi sono un altro uomo. Ma ti non ti credi? Ma quanti soldi che tu spendesti? Bei pochi. Ma non vuol dire, no? Ti età che avevamo, che se c'ave anche i soldi. C'ave economia. Allora Beppi che ha detto, quanto? Allora che ha detto, guarda, sei andato un 25.000 conti. E sto pensando, bei pochi. Nantri perde mesi, sono capace di rivalere. Ma il gatito mi ti impresto quei che manca, dopo ti mi dai. Giurito, sì che dito, scherzito, no che dito, ti impresto. Ma che bella parola. Che Si dice così, scherzito, no, ti impresto. Sta brincando tipo. Ciapa anche Beppi, vai. Ciao Beppi, andato 15-20 di, ciò torna in Rio. Beppi torna in Rio. E allora Tony domanda, allora Beppi, andato bene. Poi che dice, una maraviglia, un spettacolo. Ma è l'ora? No, bene. Sì, che dice Tony, bisogna che ti aspetti un per di che ti guarissi bene. Quando ti è ben guarito, dopo te re come che funziona, no? Bene, ecco, aspetta 8 di, non che è Cristi. Aspetta 15 di, non che è Cristi. Allora si seccata a bodega, Tony dice, e allora Beppi, va bene. No, che ha detto ancora Mi no. guarito bene, mi dici. Ah, bene, è che cada organismo, cada corpo ha una reazione differente. Mi, per esempio, in 15 di mi era come un tosetto, ma ti, chissà, tocca aspettare qualche mese. È il dottor che ha detto, tocca aspettare. Passa un mese, seccata accesa, ciò. E se guarda così, Tony, io ci birbi, furbo, guarda in qua, guarda in là, donne belle, e vedo te sei, no? Allora Tony gli dice, Beppi,
Beppi. Ma quando va fuori, allora Beppi, sempre lui, allora, e Tony dice, Beppi, vara, Beppi, vara, la via, vara. E Beppi niente ciò. Allora ho detto, oh Beppi, contami. Non so cosa dire. È passato quasi un mese e mezzo. E niente, non che Cristi. Ascolta che ha detto, ma sei tu sicuro? Niente, no, niente. Ascolta, mi va con esperienza, Tony che ha detto, cosa dici tu di mostrarmi? Mostrarmi, allora mi dà una guardata, mi so come che funziona il mestiere, che ha detto, se te vuoi mi te asso da che. Cioè va via un cantone, una via, era una pianta, un po' di piante, allora Beppi verde a bottega e che mostra, Tony uga guarda, che ha detto Beppi, bea fatica che non vai, e te cappara sul mio. No, gente. Dio santo Dio. Stai mia nave stati onesti. No, amore. Ci ho buttato via tutti i soldi. 25.000. Per amor di Dio. Che salutiamo qua quelli che dà forza al nostro filò. Ringraziamo a tutti. Marco. Tanto importante la Deal Network di accesso a internet, la Migi Plus che fa la ragione anche per i vedei e per tutte le bestie, Stivai Baspan de a Basso Pancote, polivalente supermercato de Santa Rosa e supermercato Vittoria che ha quella erba là, ciappa la erba. Qua del mercato Vittoria te catico erba matte vida. Abbiamo vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Rede del posto sbuffon, dammi questo gusto di abastecere, c'è pari i lavori qua di questo gruppo e di tanti posti di combustibile, chi è seri, fa pulito. Abbiamo la Pian Alimento, sono parcangati e pesci di altissima qualità e alta conversione, qua di Paraima attende anche fuori del paese. Modello Penei di Bento Gonsalves, Struconasso, vero? Abbiamo anche la vinicola Vanisul e Paludo. Lojas Paludo. A Lojas Paludo no liquida verão, che ha una infinità di prodotti con diversi desconti, lançamenti, scarpe, roba per tutta quanta la famiglia. Va bene? Cosita, finimo. Sì, fai un ringraziamento a quelli che ha assistito, che ha scompartito. Dire che giorno primo e giorno 8 Nick Fastix. Nick Fastein, non che sia la live, saremo tutti in vacanza, vagabondi. Un vagabondo come me. Poi fate il vedere che da mangiare. Flaurito tocca che mangiare il vedere perché se no se foi a società. Tocca spiegare. Chi che viene Marti, che viene Marco? Tocca spiegare che se sta 15 giorni del fin dell'anno e tanti 15 se noi pensa che sta un mese fin dell'anno, un mese adesso. No. Cavatappi viene. Cavatappi, Alan e Giancarlo, Marti che viene sarà qua. Ecco. E Brutin? Brutin. Nilso Balbinotto, Nilso Luis Balbinotto. E Roger. No, mi vengo mia. Mi va a viaggiare, ma torno. Sì. Perde 2 o 3 giorni, sono qua. Ecco, Josiel, grazie. Franco Saccardo, grazie. Grazie ai tusi qua. Ringraziali. Franceschetto, Francescon e Mesa Cason. Mesa casa. Mi va a Bandalori. Posso andare a Bandalori? Può andare. Struconasso a tutti. A tutti quanti un Struconasso! Ecco che sono banda di qua. E allora Tusi, Brai, grazie che si venisti. Ecco, va bene. Francescon, tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Messa a casa? Sì, tutto a posto. 100%. Cosita, sì. Qual è la saidera, la ultima del filò? Non dá para disfarçar com Teodoro e Sampaio. Teodoro e Sampaio. Mi pare che Teodoro e Sampaio. Oh Marco, Teodoro e Sampaio vai estar in União da Serra, 20 de março, Teodoro e Sampaio em União da Serra. Não antes adesso com a propaganda qua, che abbiamo passe livre, vero? Camarote livre. O prefeito lá de União da Serra. Sì, un struconasso a quelli di União da Serra. Vai! Dizendo que você vai me deixar, estão querendo ver o fim a minha dor. Eu não entendo
a maldade desta gente gosta de ver alguém sofrendo por amor. Fico pensando o que será da minha vida. Eu já não sei o que fazer pra te agradar. Quando te abraço não sinto o mesmo calor. Me vira o rosto quando vou pra te beijar. Em nossa casa anda tudo diferente. Já não tem graça, não tem gosto nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Nossos amigos me perguntam por você. Fico calado sem saber o que falar. Mudo de assunto, digo coisas que nem sei. Mas que bobagem se não dá pra disfarçar. Meio sem jeito pego o carro e vou embora, alucinado fazendo os pneus cantar. Ligo bem alto o som do meu toca-fita, pra que ninguém me escute soluçar. Em nossa casa anda tudo diferente. Já não tem graça, não tem gosto nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. Um dia desses quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.